That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotional sexual. Un buon pomeriggio, quasi una buona sera, la 26esima edizione di Friuli Doc. È il giorno dopo l'inaugurazione di questa kermesse enogastronomica alla quale gli organizzatori hanno voluto dare continuità rispettando tutte le norme anti-Covid, ma bisognava andare avanti, bisognava resistere a quella che è ancora l'emergenza sanitaria pandemica in corso. Pochi istanti fa abbiamo visto transitare delle biciclette, era un gruppo che arrivava dall'Austria e qui vedete, fra poco intervisteremo sia il sindaco Fontanini sia l'assessore ai grandi eventi Franz, che ci accompagneranno in una sorta di camminata lungo le vie del centro. Cercheremo di percorrere le aree dove c'è più gente e proprio perché le alte temperature, lo ribadirà sia Fontanini che Franz, di fatto incentivano più alla visita di Friuli Doc nelle ore serali. Vi dicevo dei controlli in forza, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia di Stato e Carabinieri, e quindi ci sono dei varchi ai quali ma ve li mostreremo più tardi, viene controllato il possesso del Green Pass. Tutto si è svolto regolarmente, ci sono state delle code e tra l'altro poco lontano da qui c'è anche un centro vaccinale. Io direi di andare saluto il nostro Paolo Bassi e la regia del nostro Fabio Di Bernardo, di andare ad avvicinarci a sindaco e assessore Franz. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo in Piazza Libertà, la gente sta arrivando, ancora la temperatura è abbastanza alta, quindi la gente si muoverà magari un po' più tardi, ma già c'è movimento, insomma. Friuli Doc è sempre un momento di richiamo forte, in primis per quelli di Udine, ma anche per chi viene da fuori città. Ecco sindaco, lei l'ha vista cambiare questa festa al netto del Covid? Ma il Covid ha ridimensionato molto perché avevamo più stand, più cose prima, no? Era molto più facile, molto più semplice. Adesso con queste regole è chiaro che qualcuno ha preso paura e gli spazi sono diminuiti perché non possiamo, con il controllo che dobbiamo fare, dare tutti gli spazi che una volta si davano. Io penso che appena finita questa questione torneremo in pratica con il Friuli Doc di un tempo, quindi tutta la città è impegnata per questa manifestazione. Avete dovuto dire tanti no? Abbiamo dovuto dire no e poi qualcuno anche si è autoescluso perché trovava difficoltà a gestire la somministrazione dei pasti, che devono essere fatti, tutti devono stare seduti, quindi ci vuole più personale per distribuire le bevande e i piatti, quindi sono tutte cose che hanno impegnato di più la Pro Loco e qualcuna non aveva le persone a disposizione. È difficile trovare volontari di questi tempi. Esatto, perché le Pro Loco sono fatte di volontari e allora i volontari calano sempre più in tutte le associazioni e anche nelle Pro Loco. Questo purtroppo è un limite, io spero che non diventi un limite troppo rapido, cioè con scarsità di persone, perché ne va di mezzo un po' una delle componenti forti del Friuli, avere tante associazioni fatte di tanti volontari che si rendono disponibili a realizzare appuntamenti importanti come è anche Friuli Doc. Senta, mi può raccontare l'atmosfera dell'inaugurazione di ieri? Beh, una bella atmosfera, avevamo il presidente della nostra regione e tanti rappresentanti di tanti enti, di tante associazioni, è stata molto positiva come sempre perché è un appuntamento sentito. Poi avevamo questi due nuovi testimonial, chiamiamoli così, e due campioni dalle ultime Olimpiadi e quindi anche questo è un modo per fare festa a coloro che ci hanno fatto conoscere a livello mondiale con delle vittorie molto importanti alle Olimpiadi.
Ecco, il sindaco faceva riferimento ovviamente a Milan, celebrato di recente a Buia, e la Navaria, che tra l'altro non è neanche più una novità. Lei cosa va a cercare per i chioschi? Sarà goloso di qualcosa, sindaco? Sono goloso dai macarons di Godi, già mangiati a mezzogiorno, tornerò a mangiarli perché veramente è una cosa eccezionale. Questo è il chilometro zero, patate che sono coltivate a Godia, sono state lavorate a Godia, vengono consumate qui a Udine, che in pratica Godia è una frazione del comune di Udine, quindi siamo veramente contenti di far conoscere questo piatto tipicamente udinese di grande qualità, insieme a una birra che è la birra di Beivars, quindi anche questa proprio della città di Udine. Ecco, vediamo un bello schieramento di forze dell'ordine, l'impegno anche della polizia locale guidata da Eros Dell'Ongo. Sì, abbiamo le forze di polizia che sono qui a dare sicurezza a tutti, che non avvenga niente di strano, anche perché qualche volta qualcuno magari esagera, soprattutto verso la sera inoltrata, e allora è importante che si intervenga e si tenga queste persone un po' calme, ma finora non c'è stato niente, nessun intervento necessario, però è importante che ci siano anche le forze dell'ordine a dare sicurezza ai cittadini che frequentano Friuli Doc. Allora, con il sindaco fra poco e Franz imboccheremo via Vittorio Veneto per arrivare, poi ritengo, se ce la facciamo, ma ce la faremo, andremo a sfiorare gli amici del Tarvisiano in largo Ospedale Vecchio, per poi arrivare in piazza 20 settembre dove troviamo appunto i macarons. Franz, assessore ai grandi eventi, per, nonostante il Covid, far rimanere Udine e Friuli Doc un grande evento, quanto avete faticato? Quest'anno è stata un'edizione particolarmente complessa, legata alle norme anti-Covid e quindi al divieto di assembramento, ma soprattutto all'utilizzo del Green Pass. Quindi è stato lanciato un messaggio molto forte e concertato con le forze dell'ordine sul fatto dell'obbligo del Green Pass per chiunque voglia fruire di questa bellissima manifestazione. Però devo dire che fino adesso c'è stato un grande rispetto delle regole e soprattutto che già il primo giorno possiamo esprimere una soddisfazione, perché ci sono già stati, essendo un giovedì, insomma, un giorno infrasettimanale, già ci sono state importanti presenze sia nelle località più importanti come sul Castello di Udine, ma anche nelle principali piazze, e soprattutto una conferma del format che abbiamo creato l'anno scorso di Friuli Doc in simbiosi con Udine sotto le stelle. Quindi Udine sotto le stelle è questo evento che si è protratto per tutta l'estate, che ha visto protagonisti i bar e i ristoranti della nostra città, e Friuli Doc con un grandissimo ritorno quest'anno delle Pro Loco e degli amici della Stiria. Quindi questo matrimonio fra queste due manifestazioni, che secondo me porterà a grandi risultati, anzi ha già portato a grandi risultati, perché in occasione dell'inaugurazione l'assessore Bini ha detto che i dati sui flussi turistici sulla città di Udine sono dati incredibili, ben al di là di ogni aspettativa, e quindi la conferma di un grande lavoro che ha fatto la Regione, ma che anche noi abbiamo fatto come amministrazione comunale, e d'altronde si può vedere, avete visto anche prima, quanti turisti austriaci arrivano pedalando, grazie anche al boom che c'è stato sulle biciclette elettriche, ma grazie anche a questa capacità, a questa voglia di accogliere i turisti che c'è in città, e soprattutto di coniugare quelli che sono gli aspetti commerciali di degustazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, della vetrina, dell'artigianato della nostra regione, con quelli che sono gli aspetti culturali. Una ricchissima offerta culturale proposta dall'assessore Cigolot con oltre 400 eventi, concerti durante tutta l'estate, e anche adesso in occasione di Friuli Doc con i convegni organizzati dall'università e altri convegni organizzati da associazioni culturali legati alla nostra storia, alla nostra identità, e che si chiuderà domenica con la grande festa dei Patri del Friuli. Ecco, Franz, di solito vi si chiede un pronostico, che aspettative avete in termini di numeri. Avete un sogno quando tirerete la linea domenica? Dicevo, è cambiato il format di Friuli Doc, quindi adesso puntiamo molto sulla qualità,
La qualità vuol dire innanzitutto servizio e se voi fate un po' di interviste vedrete che da parte dell'utenza è stato molto gradito il cambio di passo l'anno scorso, un po' meno ovviamente alle proloque, chi deve organizzarsi per dare un servizio al tavolo che evita gli assembramenti, ma crea ovviamente un problema anche, come è stato sottolineato prima, con la ricerca del personale che molte volte è volontariato, quindi crea indubbiamente alcuni disagi, però molto apprezzato dall'utenza. E soprattutto abbiamo fatto una grande azione promozionale fuori dai confini regionali, in Austria, in Slovenia, ma in tutte le regioni del nord Italia. Noi contiamo che questa azione promozionale non si esaurisca in occasione dei Friuli Doc, ma continui per tutti gli importanti eventi che noi abbiamo in progetto per l'imminente autunno, cominciando dalla grande mostra che si aprirà il 16 di ottobre a Casa Cavazzini, che sarà un qualcosa di unico nel panorama dei grandi eventi della città di Udine, per proseguire con Aimprori, per proseguire fino a Natale, quindi una grande azione promozionale che secondo me darà delle risposte concrete agli operatori della nostra città. Allora Franz e Fontanini mi aspettano per 2 minutini, io intanto vado da una persona che ha 2 ruoli, è la Presidente della Proloco di Buia ed è anche la Vicepresidente regionale di Umpli, quindi di tutte le Proloco del Friuli Venezia Giulia. Annalisa, buonasera. Buonasera. Allora, com'è andata la prima serata in castello? Allora, abbiamo avuto una bellissima serata, un giovedì pieno di afflusso di gente, è stato testato tutto il servizio al tavolo, sia per le prenotazioni delle pietanze sia per i pagamenti e la distribuzione, e diciamo che forse eravamo un po' allarmati di tutto questo nuovo servizio, ma è andato veramente bene, la gente era contenta. Si sedeva, aveva il servizio subito degli steward sia per l'ordine sia per il pagamento e per la distribuzione, e quindi è stato tutto una gestione ordinata della festa. Balandino, un'avventura nuova però, no? Certo, ci aveva destato un po' di preoccupazione perché chiaramente c'è necessità di tanto volontariato, di tanti addetti per ogni proloco per riuscire a gestire il tutto. Ci siamo attrezzati, noi come Proloco di Buia abbiamo avuto anche l'esperienza di un mese fa della nostra sagra in monte e ci siamo adeguati alle normative sia per il Green Pass e per tutto il discorso appunto delle sanificazioni e di tutto questo nuova esperienza che ci tocca, però insomma sia in monte a Buia e sia qua diciamo che siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. È difficile, veramente difficile trovare volontari? Allora, è difficile perché bisogna mantenere vivo il gruppo e la preoccupazione più grande che c'era all'interno del nostro direttivo era quello in questo periodo di Covid di non disperdere il gruppo. Ci siamo riusciti a tenerlo unito, prima chiaramente con le videoconferenze, le riunioni in chat. Poi appena possibile ci siamo ritrovati, abbiamo fatto quello che si poteva anche a livello di unione tra di noi e non da meno una settimana fa, poco più, siamo stati a un pranzo tutti insieme ed è stata una bella cosa ed è quello che fa tenere unito il gruppo e anche la voglia da parte dei giovani di aggregarsi e questa è una bella cosa. Allora salutiamo la Balandini che rispetto alla precedente, c'eravamo sempre io e Bassi. Pioveva, poi di fatto non si sa, evidente a Buia c'è un... temporali sono stati quel giorno. No, a Buia c'è un microclima e quindi, però vedete che la Balandina adesso ha un'altra, come si dice in Furlan, ha un'altra cere, reduce da un periodo di vacanza. Da un momentino di vacanza, sì, me la sono permessa e per caricarmi un attimino in vista di queste fatiche. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi subito dopo la pausa andiamo dal Presidente del Consorzio delle Proloco della zona collinare. A tra poco. Grazie. Prego. Eccoci all'imbocco come promesso di via Vittorio Veneto. Il sindaco Fontanini ha il cellulare dove evidentemente ha presente il suo Green Pass, qui il corpo vigili notturni di fatto a campione fa i controlli. Vediamo sicuramente. Sindaco a posto, ecco qua, vedo fuori il mio Quindi nome. posso signora? Prego. Vediamo. Ecco, quindi Fontanini Pietro, così
Tra l'altro compie gli anni a breve, 23 settembre 1952, quindi sindaco abbiamo rivelato la sua età. Le posso chiedere qual è la risposta delle persone che di fatto vengono invitate a esibire il Green Pass? Dipende, ci sono persone che sono un po' contrarie, per esempio quelle che non ce l'hanno e persone che invece ce l'hanno e quindi senza problemi. Per esempio ieri mi è capitato una coppia di ragazzi dove erano molto contenti di mostrare il Green Pass, mentre un altro signore che era tutto nervoso e quindi ci ha risposto male. Dipende, varia un po' da persona a persona. Ecco. Senta, nel momento in cui uno non ha il Green Pass, cosa succede? Allora, succede che lui può circolare liberamente, solo non può andare negli stand a mangiare e robe del genere, oppure se una persona deve tornare a domicilio non è che gli serve il Green Pass per tornare a domicilio. Nel momento in cui il Green Pass non c'è, di fatto viene solo invitato a non fare le cose... Sì, esatto, oppure invitato a fare un giro alternativo per fuori, ecco. Per fuori, grazie. Grazie mille. Allora io direi di andare e quindi possiamo entrare in via Vittorio Veneto e vedete che continuano a esserci i controlli dei Green Pass, lo ricordiamo a Campione. Allora, Presidente, possiamo un po' fare il bilancio di queste prime 24 ore di Friuli Doc. Lei rappresenta quante pro loco? Ma io rappresento il consorzio formato da 28 pro loco, però in Castello ce ne sono 7 in realtà. Ma direi che la manifestazione è iniziata molto bene, abbiamo avuto un grosso afflusso di pubblico e quindi credo non ci sono state nessuna recriminazione, niente di particolare, anche perché abbiamo attuato tutte le iniziative che erano state previste giustamente dal Comune di Udine, quindi il distanziamento, tutte queste servizio completamente al tavolo, ordine e pagamento al tavolo, quindi non c'era movimento di persone o possibilità che ci siano degli assembramenti. Quindi sono andati tranquilli, la gente è stata molto contenta e dico che veramente che ieri pur essendo giovedì fino a mezzanotte c'era gente in castello. Da una parte la pazienza dei friulani, dall'altra la vostra grande forza di volontà, perché voglio dire, voi lo fate perché vi piace spingere sui vostri territori, ma esatto, questo è un lavoro in più. Sì, è un lavoro in più, ma è un lavoro, è il nostro scopo, è il nostro motivo per fare pro loco. Noi cerchiamo di valorizzare, di far conoscere quelli che sono i nostri territori, quindi chiaramente noi ci battiamo sempre per questa mission, far conoscere i nostri territori, far conoscere i nostri prodotti, far conoscere le nostre specialità, che il Friuli ha risorse immense che magari in questo momento non sono pienamente valorizzate come dovrebbero essere. Possiamo ricordare quali sono le Proloco presenti in cima al castello? Certo, la Proloco di Buia, la Proloco di Flaibano, la Proloco di San Daniele, la Proloco di Dignano, la Proloco di Vilegnove, la Proloco di Forgaria e la Proloco di Montegnaco. Queste sono le 7 Proloco che quest'anno partecipano a Friuli Doc. Grazie Presidente. Grazie. Allora, io vorrei andare un attimo, perché vedete che Friuli Doc è anche questa roba qua, quindi di fatto le mandorle. Signora, siamo in diretta, venga 2 secondi. Buongiorno. Allora, questo prodotto ci può dire... Vede questo? Questo è il carrettino del nostro bisnonno. Come si chiamava il suo bisnonno? Si chiamava Giovanni, però è da parte del marito. Come si chiama? Giovanni, cognome? Franz, noi siamo tutti Franz. Con le Franz di Gonars. Sì. Gilberto e Riccardo è mio marito che ha portato avanti l'azienda, diciamo, no? Ecco, abbiamo avuto un po' di problematiche adesso da un annetto e mezzo con il Covid. Speriamo che riprenda un po' di serenità per tutti, no? Per tutte le aziendine che sono piccole, no? In sostanza, ma danno la tradizione e le cose che la gente cerca poi alla fine. Però quando vediamo questo prodotto significa che il freddo sta per arrivare, anche se come diceva Fontanini prima, cioè a Friuli Doc adesso serve la crema abbronzante. Si faceva Friuli Doc molto più avanti, l'hanno un po' anticipato, allora adesso certe specialità diciamo vengono più sulla sera, gustate e apprezzate, no? Ecco, tipo... senta, non è un caso che alla sua destra ci sia la bandiera del Friuli? Sì.
Sì, sì, noi ci crediamo molto in questa regione perché è veramente fonte di un popolo pieno di energia, di forza, che anche nei momenti difficili riprende la sua, diciamo, il suo orgoglio e vuole manifestare quello che veramente è. Senta, il terremoto ci ha buttato per terra e Sì, ci siamo ero rialzati. piccola io, però mi ricordo che Adesso mio padre è andato a tirarli fuori i poverini che erano sotto. E il Covid è un altro terremoto. Guardi, fa venire freddo perché per noi è stato veramente difficile affrontare questa cosa, essendo proprio noi parte delle manifestazioni, e quindi la gente ci cerca volentieri adesso. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo, speriamo che insomma queste cose qui passino e torniamo un po' nella serenità, nella tranquillità, anche perché l'economia deve ripartire, c'è poco da fare. Quant'è che fa sto mestiere? Io ho affiancato mio marito, sono io 15 anni, ma la tradizione di famiglia è centenaria ormai. Stia bene? Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Buon proseguimento. Arrivederci. Allora, noi andiamo da questa parte, avete visto di qua le mandorle, i dolci e dall'altra le frittelle. Sindaco, dobbiamo dire un po' che cosa, quindi lo commenteremo in diretta, noi gireremo a destra, quindi verso la... Verso il Duomo, verso la piazza del Duomo, dove ci sono gli stand della Carnia. Sono venuti giù anche quest'anno dalla Carnia perché avevamo bisogno anche della loro presenza, no? Come elemento forte, perché la Carnia è la culla un po' della nostra cultura e i loro prodotti tipici sono importanti. C'è il Sons, per dire uno, che è un piatto molto quotato. Quest'anno purtroppo non sono venuti giù quelli di Sauris perché hanno avuto qualche problema, quindi manca un po' la presenza del prosciutto di Sauris, che era una ricchezza, insomma, a Friuli Doc. Speriamo nelle prossime edizioni che ritornino. Ecco, qui vediamo l'azienda agricola Zanini di Tolmezzo con i prodotti del territorio. Salutano. Salve signora. Buongiorno. Allora, mi può dire che cosa offre questo stand? Beh, il miele della Carnia, come da 20 anni a questa parte, e il top è il rododendro di Sauris, dove noi portiamo le api su a Pieltenis. C'è la malga lassù. C'è la malga, sì, c'è la malga. I fiori, sì. Quant'è che venite a Friuli Doc? Dalla terza edizione noi veniamo qui. Per cui siamo, diciamo, una delle prime aziende che ha iniziato a venire con la carne, ancora con l'Ayat di una volta. Qui si vende, ma soprattutto si spiega come viene fatto il miele. Ecco, noi spieghiamo tantissimo perché abbiamo tanti turisti e noi cerchiamo di spiegare, perché quando la gente capisce poi compra più volentieri, secondo noi. Vado da questa parte, venga 2 secondi. Qual è il miele che di fatto va di più in questo periodo? Beh, no, va tantissimo il rododendro perché è un miele pregiato proprio in tutta Italia, non tutti gli apicoltori riescono a produrlo, ma se no noi abbiamo anche il nocciol miel, che è una crema di nocciola col miele di acacia. C'è Bassi che è un goloso, lei non... Esatto. Guarda come la Nutella, caro Bassi, guarda con che cura riprende il vasetto. Stia bene signora, arrivederci. Andiamo avanti, vedete che qui, buongiorno, l'antica macelleria Lazzara, e qui c'è un'altra realtà della Carnia, Malga Alta Carnia di Sauris, eccoli qua, i Chiarsons. Signora, no, mi vede sempre allo scrigno, spiegami come sono fatti i vostri Chiarsons, dai, 2 parole. 2 parole. I miei Chiarsons sono dell'Alto But, sono fatti alle erbe, molto semplicemente, con farina, acqua e olio come pasta, e ripieno le patate con un soffritto di, se mi ricordo tutto, di cipolla e prezzemolo, con varie erbe alla menta e alla melissa. E poi abbiamo come dolcificante, diciamo, la carruba, che una volta si metteva al posto dello zucchero perché il zucchero non c'era. Sale e pepe, e una mela grattugiata, semplice, un po' di cannella. Adesso... Questa è la ricetta della nonna? Ma mia nonna era dal 1905, l'ho goduta fino a 27 anni. Lavorava, faceva il servizio nelle famiglie, di conseguenza ho imparato da lei. Io posso dire che ho imparato dalla nonna. Si chiamava?
La nonna si chiamava Amabile. Amabile. Allora vediamo, perché io vedevo, lei parlava con me, ma questa coppia pendeva dalle sue labbra, perché voleva capire che cosa sta spiegando. Quindi, da dove arrivate voi due? Ma io sono udinese. Io da Trieste. Se non voglio fare, siete marito e moglie, compagni? Compagni, perché si dice così di questi tempi. Da quant'è che siete compagni? Da 1 anno e mezzo. Quindi è il primo Friuli Doc assieme? Sì, perché l'anno Vede? scorso purtroppo Guarda come vi ho... quest'anno è andata un po' meglio. Quindi lei, sindaco Fontanini, scusi, qua c'è un incrocio straordinario, guarda, sembrava neanche fosse Trieste e Udine. Quindi qua l'amore è nato 1 anno e mezzo fa e quindi... Dove vi siete conosciuti, mi scusi? Tramite amici, di amici, di amici. Ecco. Avete già pensato cosa cenerete stasera? Dobbiamo decidere, adesso vedremo un po' cosa c'è che Ma senta, ma a Trieste cosa si dice di Friuli Doc? Perché voglio dire, qui c'è Friuli Doc. Qua adesso? Però Gorizia, gusti di frontiere, a Trieste cosa avete? Trieste cosa abbiamo? Beh, abbiamo l'Arcolana, la Bavisela, stanno già preparando qualcosa, mi sembra. Quindi, cioè, è un mese di settembre intenso. Certo, sì, anche ottobre. L'ha convinta la carnica qui? Cosa mangerebbe volentieri? I triangolini, signora? Col cioccolato. Golosone. Domani mattina facciamo colazione qua. Quindi lei rimane, ma vivete a Trieste o a Udine? Io vivo a Trieste, lei vive a Udine e ci vediamo, vengo spesso qua comunque. Però prima o poi dovete... Sono qua. Eccolo là, l'abbiamo portato a casa, signora, quindi le ha fatto una dichiarazione. Quindi viene a Udine, signora. Guarda come ride. Sì. Allora, buongiorno. Noi andiamo avanti, buongiorno. E lei Ezio della Mea? Venga un attimo. Questi sono prodotti che dietro c'è tanta fatica. Tanto lavoro, tanta fatica, certamente. Che cosa c'è in questi vasetti? Qui abbiamo asparagi pulcitopo, li conoscete, spadi rusli, la crema di resia, la crema di fiore di resia, radì di mont. Cosa abbiamo ancora? Il pel di mousse. Cos'è il pel di mousse, mi scusi? Una spinacina di malga, sarebbe il buon Enrico. Ma lei quanto ha camminato nella sua vita? Da 9 anni andavo già a funghi e a uccellare, diciamo, tutta la vita in cammino. Ma di dove è originario lei? Di Chiusaforte, della Mea, sono di Chiusaforte. Sono tutti di lì. E quant'è che partecipa a Friuli Doc? Sono 15-16 anni circa. Si è fatto il 60% delle edizioni. Sì. Allora io mi sposto e direi che possiamo andare in pubblicità, come conferma il nostro Bassi. A tra poco. Frazione di questa diretta da Friuli Doc, stiamo cercando di incuriosirvi e quindi stimolarvi a venire nella kermesse enogastronomica che è stata inaugurata ieri dal Presidente della Giunta regionale Federica con i 2 testimonial Navaria e Milan, i 2 campioni e olimpionici. Vedete che noi continuiamo in questa diretta, Franz e Fontanini sono poco distanti da noi e vediamo questo discreto controllo da parte delle forze dell'ordine. Signora, buonasera. Buonasera. Che cosa troviamo al vostro stand? Trovate la polenta socchevina, che è la polenta carnica fatta con l'antico mais rosso e il mais giallo e macinato a pietra, quindi integrale, che mantiene queste proprietà caratteristiche sia del profumo di una volta ma anche del nutrimento, ecco, di un mais. Io vedo la polenta, mi mostra che è bella da mostrare ed è bella anche da riprendere. Ecco, questa l'ha fatta lei? No, questa l'hanno fatta i polentars dello stand, ecco, poi noi sì facciamo anche la polenta pronta, però questa è stata fatta dai polentars che sono proprio in questa piazza. I visitatori vi fanno domande? Un po' sì, chiedono sempre cosa c'è dentro, chiedono le differenze tra le farine, chiedono come sono fatte, sì, sono molto curiosi. Grazie. Stia bene, arrivederci. Io veramente ho saltato uno stand, Paolino, se non ti dispiace, siamo proprio a 2 passi dal Duomo di Udine, vediamo se aggancio la signora così, perché io vedo pane, strudel, bauletti di noci. Signora, buonasera, noi siamo in diretta e le chiedo di dirci chi rappresenta. È il ragazzo, è mio figlio, Kevin Dagaro,
e ha iniziato questa attività ad aprile, è appassionato di lievito madre, è la sua passione sin da bambino e questo è il prodotto finale. E la mamma supporta la causa. La mamma supporta, certo. Com'è la risposta, signora? Bene, il prodotto piace, è un lievitato e alla gente piace questo prodotto finale. Voi siete di? Tolmezzo. Tolmezzo, quindi abbiamo una bella rappresentanza dalla Carnia. Prima abbiamo sentito il signore di Chiusaforte con i vasetti, le erbe in vasetto, e noi in questo momento ci spostiamo verso l'area del Duomo, dove appunto c'è il birrificio di Enemonzo, quindi ancora Carnia. Il nostro Paolo piano piano ci fa vedere tutte le delizie che sono in vetrina in questa edizione 2021 di Friuli Doc. Buongiorno, salve. Avevano premure, quindi non si sono fermati, quindi vediamo, io vado così. Buongiorno, buongiorno. Da dove arrivate? Io sono venezuelano. Brasile. Che incroci! E cosa fate a Udine? Siamo in corso di gestire l'esportazione delle imprese italiane a Trieste. Però state brindando alle esportazioni? Sì. Com'è la birra? Lei è brasiliana? Sì, c'è la birra in Brasile? Sì, ma chiaro. Claro. È la bevanda più bevuta in Brasile? Si chiama birra. Birra. Semplicemente birra. E dalle sue parti? Anche sì, molto importante la birra per noi. Più bionda, più rossa, mi scusi? Più bionda. In Brasile? Anche in Brasile. Perfetto. Oh, come si dice buona passeggiata in brasiliano? Portoghese. Un buon passeio. Buon passeio. Buon passeio también. Siamo molto vicini. Era curioso il nostro operatore che ha origini brasiliane. Ciao, arrivederci. E allora andiamo avanti con i fagioli della Carnia. Intanto vediamo Fontanini e Franz che si stanno intrattenendo con alcuni cittadini. Buongiorno, siamo in diretta. Vi chiedo solo di spiegarci che cosa trovano i visitatori a Friuli Doc sul vostro bancone. Sul nostro bancone trovano prodotti sott'olio, confetture, creme da un'azienda Villa Santina, abbiamo un'azienda biologica di ortaggi misti e appunto abbiamo anche il laboratorio per trasformarli. Quanto è difficile fare il biologico nel 2021? È un po' complicato anche a livello di burocrazia soprattutto, però con amore e passione noi ce la facciamo tutta e coltiviamo con amore. Grazie a questo stand. Salutiamo anche il signor che non l'abbiamo salutato, della famiglia Petris, che sta servendo un... Senti, chiedono più formaggio o vasetti? Qual è la risposta? Vieni. Chiedono un po' tutto, chiedono le cose buone, noi le abbiamo, quindi siamo a cavallo, insomma, ecco. Quant'è che fai questo mestiere? Io sono giovanissimo, mi vedi, no? Insomma, Chiaro, siamo coetanei, abbiamo poco più di 30 anni. Adesso ormai sono 20 anni che si fa questo, si fa quello che si faceva prima ai nostri genitori, ai nostri nonni, quindi andiamo avanti. Grazie e buon lavoro, arrivederci. Andiamo da questa parte, caro Bassi, i fagioli della Carnia, che sono una... vediamo un attimo. Sì. Adesso io signora scusi, so che sta spiegando, siamo in diretta, scusate se interrompo la spiegazione. Da dove arrivate? Di Udine. Ha già acquistato i fagioli? No, devo comprarli adesso. Guardi, io intervisto e libero subito. Dove sono stati raccolti questi fagioli? Li raccogliamo ad Amaro e a Trava di Lauco e a Prato Carnico, abbiamo più posti. Mi spieghi che lavoro c'è dietro a quei sacchetti? C'è un lavoro abbastanza pesante, che qua si parte dalla... Adesso vi spiego perché si parte dall'aratura, si arano i campi, qua siamo ad Amaro, poi c'è la fresatura con i macchinari, dopo si prepara la semina. L'elevato numero di foto significa che va avanti quanti mesi? Si va avanti fino a metà agosto, si va avanti. Raccolto quest'anno com'è? Il raccolto è andato abbastanza bene, quello si occupa il mio compagno sulla quantità,
io lo aiuto a bagnare, a guidare il trattore, quelle cose lì. Grazie, scusi, la lascio alla sua vendita. Avete sentito, prendete i fagioli della Carnia, quindi andiamo da questa parte, qui c'è lo stand del caseificio di Enemonzo e direi che potremo, se Paolo è d'accordo, andare verso il caseificio di Enemonzo, così vi mostriamo quello che c'è a disposizione e quindi sappiate che queste sono persone che non sono state informate di questa diretta, quindi stiamo andando proprio live, come si dice. Andiamo al caseificio della Val Tagliamento, vediamo se... Buonasera. Poi vado da lui appena finito di parlare. Posso chiederle come servite i clienti? Facciamo con lui che è il titolare. Andre, dai. Andre, la signorina si rivolge a lei. Millupolo d'immenso, che è già tutto dire. Quanto è difficile somministrare la birra ai tempi del Covid? Non è facile, questo è chiaro, soprattutto perché la birra è un prodotto che ti porta convivialità, ti porta un servizio al banco, porta a fare gruppo. E quindi queste, tra virgolette, restrizioni, obblighi che ti fanno comunque avere un servizio al tavolo un po' ci frena da questo punto di vista, però devo dire che comunque con un po' di organizzazione da parte nostra come servizio, anche dei clienti, come rispetto e tranquillità e pazienza, si può comunque fare un buon servizio ugualmente, insomma. Ieri sera la risposta è andato via tutto liscio? È andato via liscio, è andato via anche oltre le aspettative, a dire la verità. È stata una serata organizzativamente corretta, nel senso che non c'è stata una ressa assurda, non ci sono state varie problematiche che possono esserci poi oltre al fatto della fiera, però anche col discorso appunto Covid, Green Pass, varchi. Diciamo che entrambe sia l'organizzazione degli stand sia tutto il personale di servizio, insomma, impeccabili. Grazie. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. E quindi abbiamo visto un po' come il birrificio artigianale Casamata, abbiamo parlato adesso con il titolare e quindi li ringraziamo. Andiamo dalla parte dove c'è appunto il sindaco e Franz. Abbiamo ancora qualche minuto che di fatto ci separa dalla prossima pausa pubblicitaria e quindi vado dall'assessore ai grandi eventi Franz. Parlando con il titolare di questo birrificio, dice ieri è andato di fatto oltre le aspettative. Sì, io che ho fatto un po' un giro per gli stand anche in altre aree, altre piazze della città, ho avuto le stesse valutazioni e quindi questo ci fa guardare con ottimismo anche la giornata odierna e al fine settimana, dove ci aspettiamo flussi notevoli, ma nel contempo fa piacere anche che ci sia stato molto ordine e quindi che la versione che abbiamo lanciato di una Friuli DOC sicura ma nel contempo elegante venga mantenuta e siamo contenti che gli imprenditori, coloro che si sono messi in gioco in qualche modo su una manifestazione, come dicevo, comunque molto complessa, e visto che sono loro i veri protagonisti, abbiano un doveroso riconoscimento per i sacrifici e per l'impegno che è sempre notevole, visto che si sono sobbarcati, oltre a un rischio di impresa, anche un lavoro grande, perché fra allestire, seguire gli orari e disallestire, quindi è corretto che vengano ripagati dei loro sacrifici. Diciamo che questa può essere l'opportunità di prove di organizzazione per chi fa questo tipo di eventi, no? Covid a parte. Sì, diciamo che dopo l'anno scorso, in cui comunque noi siamo orgogliosi di essere riusciti a tenere alta la bandiera di Friuli DOC, in un momento in cui c'erano molte altre città, ma anche molte località avevano rinunciato a realizzare eventi, perché è più facile rinunciare perché ci saranno 1000 attenuanti, ma noi riteniamo sia doveroso dare un sostegno e dare segnali di ripartenza e mettersi in gioco. Noi ci siamo messi in gioco, ma grazie alla collaborazione di tutti diciamo che conseguiamo tutti un risultato positivo e soprattutto ci sono poi gli aspetti anche sociali, perché la gente ha voglia di stare all'aria aperta, è contenta
stare qua, abbiamo delle giornate splendide, anche il meteo è dalla nostra parte, per cui contiamo veramente di dare finalmente dei segnali positivi di cui tutti abbiamo bisogno. Ecco Franz, abbiamo visto dei post anche scherzosi su Facebook che diceva che da quando è in sella Fontanini e la sua giunta, Friuli Doc c'è sempre stato bel tempo, evidentemente avete delle conoscenze in alto, permettimi la battuta visto che siamo proprio davanti al Duomo. Io dico sempre che bisogna anche sapere farsi ben volere, evidentemente c'è una coerenza, una correttezza nella nostra amministrazione che ci guarda dall'alto, apprezza questo e quindi ci fa doppiamente piacere. Il buon Bassi con spirito ecclesiale ha inquadrato il rosone del Duomo di Udine e vorrei menzionare, poi andiamo in pubblicità e credo che faremo uno scatto e arriveremo in piazza 20 settembre così vediamo i macarons perché mi ha incuriosito Fontanini, ci sono anche i ragazzi della Croce Rossa, vedete le squadre appiedate che di fatto vegliano sui visitatori che arrivano qui a Friuli Doc, abbiamo visto i mezzi e ci sono anche le pattuglie appiedate. Andiamo in pubblicità. Che ci introduce a piazza 20 settembre, quindi stiamo raggiungendo altri stand. Adesso parlando con il sindaco e con l'assessore grandi eventi Franz emerge che non ci sono concerti, ma vi ricordo l'appuntamento di domani sera che racconteremo in diretta, quindi la selezione di Miss Italia proprio qui da Friuli Doc, quindi spazio appunto alla sfilata delle bellezze tipicamente del Friuli Venezia Giulia. Sindaco, c'è magari un evento al quale vogliamo sottolinearlo proprio per incuriosire i nostri telespettatori, magari nei prossimi giorni? Ma domenica c'è questo importante evento, la festa del Patto del Friuli, quindi chi vuole venire ad ascoltare la messa in lingua friulana totale può venire in Duomo alle 10:30, che c'è la messa celebrata dai 3 rappresentanti delle 3 diocesi, in pratica Udine, Gorizia e Pordenone, che si riuniscono per questa celebrazione liturgica. Poi in Piazza Libertà abbiamo la cerimonia con anche i figuranti che ricordano questo atto accaduto nel 1077 quando il patriarca fu investito del potere temporale da parte dell'imperatore. E poi Friuli Doc è l'occasione di venire a vedere le cose della cucina friulana, insomma, perché questa è la grande ricchezza. E c'è una varietà, insomma, che va dal toro di Buia alla Cosa Nostra di Udine, perché Udine è incredibile, una città che offre i gnocchi a chilometro zero, perché Godia, che è la nostra frazione, ha questa caratteristica di coltivare le patate e di fare poi la farina e fare gli gnocchi. Quindi è una cosa unica, secondo me, che una città propone attraverso la Proloco questo prodotto molto molto buono che adesso proviamo anche a vedere nello stand. E vedete che a ogni varco c'è uno steward che di fatto a campione, volendo, controlla il Green Pass, quindi grazie e buon lavoro anche a voi. E questa è piazza 20 settembre, già allestita e pronta in vista della serata, quindi andiamo da questa parte appunto dove ci sono le patate di Godia. Franz, gli altri anni c'era un capannone, no? Sì, però quest'anno, come dicevo, l'edizione è diversa, il format è diverso e quest'anno abbiamo ritenuto di dare centralità alle patate di Godia, che sono un'eccellenza regionale, ma sono motivo soprattutto di grande orgoglio per la città di Udine, che occupano quindi una delle piazze più prestigiose, piazza 20 settembre, e ieri ho fatto un passaggio e mi hanno già detto che sono molto contenti del risultato, affaticati perché questo viene subito dopo la loro festa. Godia è stata già un grande risultato, ma questo ci inorgoglisce e soprattutto abbiamo grandi aspettative per stasera, perché sappiamo che loro fungono da richiamo poi anche per tutti gli altri stand presenti in piazza 20 settembre. Tra l'altro, presentamelo tu Pieri. Allora, questo è uno dei responsabili degli animatori della Proloco di Godia, le patate, la grande ricchezza che la città di Udine propone a coloro che vengono a visitare Friuli Doc.
Ecco, tra l'altro la festa è finita? Sì, la sagra, buongiorno, buonasera, buongiorno. La sagra è finita l'ultima domenica scorsa, 15 giorni di sagra, di festa, abbiamo avuto la fortuna di avere un buon tempo e quindi un grande afflusso di persone. Abbiamo, secondo me, avuto anche la fortuna di avere i controlli in merito al Green Pass. In effetti la polizia locale passava quasi ogni sera per effettuare questi controlli, per vedere che tutte le norme fossero rispettate. Questo è un motivo in più per una sicurezza a livello sociale. Ecco. Anche per allinearci un po', no? Beh, certamente, anche per tornare a vivere poi, perché ormai con queste limitazioni qua le persone iniziano ad essere anche un po' stanche, quindi la prima occasione di festa è la prima occasione buona per uscire. Al tavolo chi abbiamo? Al tavolo abbiamo degli amici. Guardate, questo è l'uomo fashion, perché questo lo trovo sempre zona Pavone, no? Come stai, caro? Bene, tu? Guarda, non posso lamentarmi, irrimediabilmente bene, ti direi. Sono molto contento che tu stia bene. Senti, il vino che stai per versare... Logicamente è il nostro. Non si possono fare nomi e cognomi, ma è meglio stare... Ecco, è quello. È quello. Cos'è, è un friulano? Friulano. Abbinato a cosa dal punto di vista mangereccio? Un bel piatto di... Ma di solito si abbina, diciamo, un po' a tutto il friulano, al pesce, ma però qua si mangiano gnocchi e lo abbiniamo anche gnocchi. Adesso scusa, chi è quella signora che ti ha corretto? È una signora che ha un locale a Udine. Quindi è severa, perché vedo che... Molto severa. Non molla. No, assolutamente. Allora, vediamo se riusciamo a vedere un piatto di gnocchi anche ancora da... Ci sono i gnocchi da vedere? Non importa, mostriamoli lo stesso. E le patate, guarda, adesso ha corretto me. Adesso... Scusi, ma lei che locale ha, scusi? È carnica lei? No. Di dov'è? Istriano. Istriano. Quindi sa fare bene che cosa da mangiare? Tutto, ma non cucino. Cioè, cucinano gli altri? Sono brava a fare panini. Panini? Esatto. Caffè. Ci vedi... Istria di dove, signora? Pola. Pola, quindi Istria pura. Allora, andiamo col sindaco e con Franz da questa parte. Allora no, prima mostratemi la materia prima. Queste patate arrivano da... Queste patate arrivano da Godia. Noi abbiamo, diciamo, la nostra location principale che è Godia, dove prepara il prodotto, quindi le patate e gli gnocchi. Le patate vengono pelate, portate qua e poi adesso in questo istante vi faccio vedere come le tagliamo con la macchina che taglia le patate a spaghettini. Approfittiamo anche dell'occasione, visto che c'è un momento di calma, perché questo magari in prima serata sarebbe stato difficile da mostrare, quindi abbiamo fatto bene a concludere questa diretta da Friuli Doc, e quindi qui si prepara e si tagliano. È il bello della diretta, tranquillo. Stiamo attrezzando adesso il chiosco. No, non c'è. Posso fare una domanda a Franz e a Fontanini? Ma voi cucinate a casa? Ma la mia cucina si limita alle grigliate di carne, grigliate di pesce e poi soluzioni d'emergenza, ma non sono un grande chef. Fontanini? Ma io, a dire il vero, sono uno che mangia soprattutto, anche perché insomma fare i gnocchi non è una stupidata, bisogna sapere la tecnica di impastare, tirare la pasta, insomma la parte più difficile di fare, insomma, gnocchi. Allora, come si chiama il... Dino, non importa, abbiamo spiegato che mezzo usate. Che mi servono. Ti servono? Io volevo alleggerirti, nel senso che... Attenzione, vediamo se... Se non viene montata con i dispositivi di sicurezza, se non viene montata nel modo corretto la macchina si blocca, quindi il problema era solo quello. Quindi di fatto... Dino, quindi... Dimmi. Questo è il primo passaggio e poi perché dobbiamo... Perché dopo queste qua vengono raccolte, in questo caso le abbiamo già pronte, perché vengono stoccate con del limone, acqua e limone, in modo che non si scuriscano. Ah, quindi l'acqua e il limone servono a non ossidarle? Se no diventano nere. E poi a questo punto, dopo averle scolate un po', facciamo il passaggio successivo nella friggitrice. Guardate che ritmo, sembrano dei campioni di ginnastica artistica ritmica, cioè ormai... E la signora ride sulla porta e adesso si... Chi è quella signora che ride sulla porta? Sarà la mia dolce metà.
Ma ti stava guardando con senso di ammirazione. Venga signore. Vabbè, non può abbandonarmelo, scusi, se lo ama, e lo ama in tutte le... L'olio non è caro. Ma è sempre così pacato? Diciamo ni. No, è bravo. Lei lo affianca sempre in questa... Sì. Quanta gente è arrivata alla festa a Godia quest'anno? Tantissima, non saprei dire quanta, ma tanta sicuramente. Allora, mentre friggono le patate vorrei chiedere a quella signora là in fondo, ma sì, non succede niente signora, che sughi sono sti qua? Capriolo, pomodoro, burro e salvia, poi ripetiamo il capriolo perché va per la maggiore e ragù. Cioè, le immagini non possono raccontarvi i profumi, ma e questo, caro Bassi, è il piatto. Quindi lei mi dice che questo andrebbe abbinato con il capriolo? Certo, il ragù chiunque lo fa a casa, il pomodoro anche, il capriolo è una chicca un po' particolare. I sughi li fa lei? Beh, ho contribuito. Avete tanto, quanti chili di sugo fate? Quanti chili facciamo? 80 chili di sugo? No, di più. No, non abbiamo numeri certi, ma... Dicevi? Diciamo che quest'anno sono saltati tutti gli schemi, nel senso che rispetto allo scorso anno siamo andati quasi al doppio, se non oltre. Stessa cosa anche in Sagra, quindi quest'anno abbiamo fatto un calcolo secondo una stima presunta, non una stima certa, perché fortunatamente noi abbiamo ogni anno i nostri storici, quindi sulla base di quello riusciamo a organizzare tutto l'evento, soprattutto a Sagra di Godia, però con l'anno del Covid lì sono saltati tutti gli schemi, quindi stiamo andando, non dico a tastoni, però cerchiamo di organizzarci alla meglio. Grazie, ci vediamo più tardi, noi andiamo avanti, andiamo a mostrare che abbiamo ancora, arrivederci e buon lavoro. Grazie. Andiamo da questa parte perché abbiamo pochi minuti, quindi vorrei chiudere con il sindaco Fontanini e l'assessore Franz, vediamo cosa troviamo da questa parte, quindi da questa parte vediamo cosa troviamo, abbiamo ancora 2 minutini. Fontanini, l'ultimo appello per chi ci sta guardando da casa, perché venire a Friuli Doc? Ma venire perché si mangia qualcosa di genuino e di interessante, e si va dai gnocchi di Godia, si può mangiare i calamari di Zompicchia che fanno il gruppo della Pro Zompicchia, al Toro di Buia che vuole mangiare carne, quindi c'è un po' di tutto, è un modo per stare assieme, mangiare e pagare anche poco perché i prezzi sono veramente popolari. Franz, grazie del vostro supporto che mi avete accompagnato in questa oretta che abbiamo passato assieme. No, grazie a voi che promuovete questo importante evento e soprattutto date una mano ai tanti appassionati, perché descrivendo anche quelli che sono i piatti tipici, ma soprattutto un riconoscimento doveroso a chi si è impegnato quest'anno nell'organizzazione di questo grande evento qua. Quindi grazie a voi e aspettiamo numerosi questa sera, perché confidiamo che anche grazie al bel tempo, grazie a un'offerta veramente eccezionale, ci possa essere un riconoscimento del gran lavoro che è stato fatto da tutti, e devo ringraziare doverosamente anche il miei dell'ufficio del turismo, perché quest'anno l'edizione è stata molto complessa. Un'altra cosa particolare che offre la città di Udine è la birra. Abbiamo anche la birra di Udine, di Beivars, che è qui proprio attaccata allo stand degli amici di Godia, quindi chi vuole mangiare cose di Udine, oltre ai gnocchi, può bere anche una buona birra della città di Udine. Grazie Sindaco, quindi dall'altra parte c'è Attimis e dall'altra ancora la zona di chi produce, aiutatemi, lo stand, mi aiuti? Sono di Trieste e producono e offrono pescatori di Trieste. Questa è la mela di Pantianico, cioè non la signora che è dietro allo stand. Come sta andando? Perfetto, grazie di cuore, la signora non voleva essere intervistata, quindi rispettiamo le sue volontà. Voi venite a Udine, 26esima edizione di Friuli Doc. È tutto da Piazza 20 Settembre, alla prossima, arrivederci. Don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it.